Android, sì. Ma è una televisione, è un 50 pollici. Come se, come se dai, quando è insultateli. Ma siamo in diretta? Non ancora. Sì, siamo già in diretta. No, siamo già in diretta, signor Francesco. La coppia che scoppia è tornata. Che ragazzo. Allora. No. L'applicazione. Allora, Vicky c'hai l'applicazione. Vicky c'ha l'applicazione. Quello di Pietro, te dato su bappalto, ti ha accantato l'applicazione. Ecco. Good morning! Good morning, good morning, good morning. Buongiorno, buongiorno. Santa Lucia. Auguri a tutte le Lucie del mondo. E Lucia. Luciano. No, Luciano. Sì, può essere anche Luciano. Lucio, cos'è? Lucio, però Dalla. E andiamo al rosso. Ragazzi, buongiorno. Una buona giornata. Tutti quanti. C'era una canzone dei Pooh che era bella, che si chiama Santa Lucia. Ah, non era dei Pooh. Sì. Santa Lucia. È vero, Santa Lucia. Comunque ragazzi, è una bella festa. Solo che io ieri ho saputo un'altra cosa. Ma non stiamo tranquillo. No, ma non stiamo tranquilli. No, che qualche dirigente è voluto il biglietto. ha voluto che le bancarelle si allungassero. Hanno tolto il gusto cioè, prima è tutto via Cavour. Cioè, ora l'hanno spostato verso il castello. L'hanno girato. Diciamo che va anche bene, non è? Però. Quindi non arriva a Besci fino a. No, è tutto vuoto fino al bar Cavour. E poi c'è. Che ne so, c'è chi si alza la mattina, come dito io. Palla Fatù si chiama. Ma. C'era piaciuta la loce. Forse. Accelerei sta cariola che ti. La cariola la chiama. No, morivo. Scusate, mi ha chiamato Cariola. Però è vero, è bellissimo vedere. Ragazzi, fra 40 secondi c'è uno spettacolo da brividi. E 20 minuti fa, quando tu stai a dormire. Sì, lo so, io non stavo a dormire, stavo al bagno. Sai che la prima mattina devo andare a depositare. Alla banca dei pegni. Ecco qua, mamma. Oh ragazzi, oggi fa una settimana esatta che quando corno ci metto a pensare a mano. È vero. Oggi proprio. Ma secondo te sta per mezzanotte che da Sarafa, no? Secondo me sta. È vero? Caffè. Ma se stava è triplo gusto. Accelerei. E domani ho solo, ma vedi che spettacolo. Non è finito. Però Madonna. Madonna signori. Accelerei. Ehi ragazzi, qualcuno mettesse una macchina a disposizione, che non potevi cingere che sta carico. Ecco poi diciamo sempre la Bars che non lavora. Chi sarà visto che c'è la pevera? Ma signori, spettacolo. Buongiorno. Dovete un po' contare. Quando finisce? Buongiorno! Ciao ragazzo, buongiorno. Stai in diretta? Sei in diretta? A quanti figli siamo arrivati? Cioè ragazzi, vergognatevi, vedere c'è questa scena è qualcosa di vergognoso. Di tutto. Buon lavoro! Ciao ragazzi, siete dei porci e basta. Io non ti credo, cioè, ma ci rendiamo conto, ragazzi? Questi sono i ragazzi che fanno le 3 ore, hanno avuto il reddito minimo. Sì. Con Chappelle. Bella pulizia stanno a fare. Vedete un po' che. Ciao. Angelese? Sì, ormai non l'ho visto. Bellissimo. Vedete il mare. Come di solito a Santa Lucia fa freddo e. Ciao, buongiorno e buon lavoro! Ciao, c'è bella Jack Catino. Larga la macchina Jack, che il chilometro di Franco. Quella Jack è spettacolare. Cioè ragazzi, guardate un po', questa cioè no, guardate che cosa sta a terra, cioè. Sono dei porci. Ragazzi, io quello che dico, avete goduto voi?
fate godere anche la natura, fate godere la natura. Raccogliamo le fibre, ragazzi, domani, anzi se si manifesta ma venite a fare buon anno tutti oggi. Come ti vengono queste cose? Cioè, sei un genio, tu sei un genio, non lei. Allora stasera alle 21 veniamo a fare la buonasera all'Anni. Stasera siamo invitati. Domani ha dato un invito? No, stasera, oltre a Santa Lucia, appena finisce Santa Lucia, dobbiamo andare dal mitico Raffaele dei Pirati che oggi compie 30 anni la pizzeria. È vero. Fece 30 anni la pizzeria. Stasera e dici, c'è va bene, stasera non c'ho calcetto, no, giovedì tengo calcetto. E poi domani vai a depositare domani a calcetto, vedete. Quindi veniamo qua a fare la buonasera all'Animi con le luci accese. Un buongiorno a Lella. Vuole essere chiamata Lella. Capito. Buongiorno a tutti, belli e brutti. Allora, ragazzi, il trenino, tutto a posto? Il trenino già fatto, vengono da Pordenone. A proposito del Pordenone, ragazzi, ma stasera sarà la Coppa Italia. Ieri la Champions, l'Inter ha vinto ai rigori. Mi piace che sti tutto in guffè, mi dici cucù. Tu l'hai visto il video che facevano? Sì, che parla il rigore per me. Ma non la stiamo, te lo giuro, su Dio. Allora, ci dovevamo vedere coppia per fare la buonanotte. Ed erano le 11. Tu, l'Inter 0-0, era l'85esimo quando andrai a casa, credimi, E dici, ma potremmo ir dall'Inter. Dici, come ancora un portellone vecchio. Ma no. Avevamo scarsi. No, hai scarsi. È una buona giornata da tutti quanti noi di Barletta Est. 13 dicembre. 13 dicembre, ragazzi, oggi non fa freddo. 14 gradi. C'è veramente una città a Termota, una ragione, una città dove il 13 dicembre fa 14 gradi, non si è visto mai, ragazzi. Ma veramente. Perché aspettavo Pulma. Lo inquadro. Poi faccio le cuzze. No, sta vicino sta sulla spiaggia. Ragazzi, c'è una donna con il trolley. È maschio? No, è una donna quella. Sta col trolley sulla spiaggia. Non so se la vedete. Dove a correre sta aspettando? Deve fermare. A Barletta andiamo a fermare sul mare. Che spettacolo. Sembra una città di. Vedete quel tronco ancora rotto. Non è città lui, dice che non è lui che c'è una denaro. Un altro pezzo. Però un pezzo. Un pezzato. La cava non fa niente. La cava non fa niente. La cosa ho saputo che qualcuno ha registrato la frase cosa pubblica quando dicevamo ieri, sì. Cosa pubblica. La cosa è pubblica, ragazzi. Non è vostra, non è vostra. Ancora un po' tarrato. Usa che lo dici a scuola. La cosa pubblica. Io lo dici a scuola, facci a scuola. Ragazzi, non pensate che state dietro alla scrivania e io la vostra a scuola. La scuola è pubblica, tu sei un semplice operaio, sia ben chiaro. La cosa pubblica. No, comunque al di là degli scherzi, è una cosa vera. C'è molta gente si sente padrone ma veramente, tu sei un dirigente, io non sto parlando grazie a tu ci sto parlando in generale, veramente, senza problemi. La cosa pubblica. C'è molta gente, si fa un'auto. Patrone, si fa patrone. Si fa patrone. Vabbè, ma ho capito che tu sei uno che sei responsabile e va bene, ci mancherebbe. Ma le cose pubbliche. Così allora ragazzi avevamo messo sul post che andavamo a vedere il PUG al castello. Per favore, chi ha organizzato la pubblicazione degli elementi del PUG alla galleria del Curci, se fosse un po' più chiara la pubblicazione, ci sono dei cartelli incomprensibili, bisogna farlo capire a tutti, spiegare, ecco la cosa pubblica. Io di tutto quello, non ne ho visto, ragazzi, non ne ho visto. Abbiamo anche il lago nostro a Barletta, il laghetto che loro vanno non è pubblica e soprattutto
non pensate che sono arrivate le feste. No, lascia stare. Ma che bene. Faccio C'è bene, poi. C'è bene, c'è bene, non c'è tutto questo ufficio. C'è che sta a te. Tu sei una cosa grande per me. Non vi preoccupate ragazzi, non è che è passata la Fanova, passata i Caraibici, noi ce ne siamo dimenticati ragazzi, non ce ne scordate. Una polemica si apre. Viviamo di polemica. E quando mi chiamano come che mi hanno fatto fare me che dice ma vi date la non vi preoccupate. Voi pensate che la Fanova è passata, i balli caraibici, un trenere. Professor Mari, buongiorno! Mari, buongiorno. Noi non ci scordiamo di niente, ragazzi. Noi non ci scordiamo. Prendiamo. E stop catru. Però noi ne già facciamo chiudere, non già più niente. E piano piano incominciamo a tirarli fuori, capito? Ragazzi. Ma ci devo solo posto. Tu dipende da te, Lello. Io alle 8 devo attaccare. Sono le 7.35. 7.35. Ci facciamo vedere il nostro mare. I ragazzi escono oggi, si può uscire oggi. Buongiorno. Ciao raga. Io vorrei sapere, questo cosa dice? Ecco, il nostro paradiso. Buongiorno. Ruggero Vaccariello e Sabino Mari siete due persone maleducate, perché saluto solamente a Lille, non a Mari. E basta. Ma quello non lo sanno come mi chiamo? È quello, Ciccio. Questo si chiama Ciccio e io Franco. Non vi preoccupate che non ce ne scordiamo della cosa pubblica. Attenzione, fate i bravi. Stasera c'è la processione, poi c'è un po' di fuochi pirotecnici. Sì. Insomma, chi però la fanno che quando Santa Lucia entra in Corso Tavo. C'è bella, ragazzi. Vedete che colori? Spettacolo puro, ragazzi, spettacolo puro. Vedete? Ecco, questa è una cosa pubblica, il panorama. Ecco, bravo, questa è cosa che mi piace. Questa è una cosa poi, pubblica, ragazzi, non è la vostra. Vi faccio vedere una cosa pubblica, gratuita. Vedete che colori ci abbiamo? No, questo costa 40.000 euro. Questo costa 40.000 euro. La cosa pubblica. Senza mettere aggiunto, non so come si dice, Achan. Una cosa pubblica. A chi possiamo salutare oggi? No, dobbiamo salutare a tutte le scuole dei balli caraibici. Salutiamo tutti quanti? A tutti. Tutte le scuole. Penso che non sta nessuna città veramente in Europa che ha le scuole di balli caraibici e i punti scommesse quando a Barletta. Vedi che i punti scommesse sono diventati 30, 35, 40, ragazzi. Ci diamo una regolata. È come quando c'erano tante banche, ti ricordi a Barletta che c'erano tantissime? Prima stavano le banche, adesso stanno le sale giochi, fondo scommesse, i balli caraibici. E questo ti fa capire che il paese è andato alla rovina. E pigliato il picco. Un copabescio. Bravo, perché fate qualcosa delle scuole. Fate l'inglese. No, fate l'inglese, fate il digitale, ragazzi. Imparate quando una studiate. Qualunque cosa studiate. Bravissimo. Un barlettano, un italiano, una matematica, studiate. Comunque ieri trovai il grande Michele Conte, non so se lo conosce, è un poeta, ma ti dico, è in gamba veramente. E vorremmo organizzare, forse domenica lo facciamo. Giacomo Iodice, pure tu sei maleducato, saluto solamente a lei, non a me. Franco, ciao zio. E ce lo fai questo Conte? No, già abbiamo fatto qualcosa con lui. Molto bello, è bravissimo. Ce l'hai la cariola? Domani stiamo verde. Ecco ragazzi, portava. Questo che cos'è? L'Arco di Trionfo. L'Arco di Trionfo, Marres. Dobbiamo fare quel torneo di mediatore. Sì, come no. Organizziamo. Pugliacom, salutiamo Pugliacom. Ciao gli amici Pugliacom. Veramente sono stati fantastici con noi sono stati fantastici. Come da molto che non salutiamo come si chiama quello? Il Chihuahua? No, come quello bravo, un DJ. Il DJ, quello che fa, il famoso DJ della storia di Barletta. Enzo Delmi? Enzo Delmi. Buonefis, Enzo.
purtroppo, ben alzato. purtroppo ognuno ha il suo il lavoro, questo è un mese che Ad esatto. va esatto, giustamente, ce la fate come voi quando fate che perché Stringiamo. regalate musica, La musica. regalate musica che fa Musica sempre, tutto qua, che fa sempre bene. E anche perché Ecco, poi regalate voi, soprattutto regalate la cosa pubblica, Ecco. la strada è pubblica, non è a vista, bravo. non mettete i transeni andovanava, E a Fanova, non vuole parlare della Fanova. lascia stare le Allora, io veramente, io 35.000 visualizzazioni. Il tuo video cacchiaggista, 35.000 visualizzazioni. Io dico solo questo, credimi, mo tornando a una settimana da quel delitto che ci fecero, che quello è un delitto. Non tu facesti tu? No, c'è la fede. Tu vedo che tra precisi. Ma c'è però me credi, Franco, mo, a parte tutto, mo, lì veramente ci è andata bene. Cioè, tante persone, Hanno fatto bene. cioè veramente. Però L'importante è essere riusciti. E i ragazzi, quelli che hanno scritto le polemiche su cosa abbiamo bruciato, cosa non abbiamo bruciato, ragazzi, la domanda mia è un'altra. Facciamo un sondaggio. Avete mai fatto la pipì nel mare? Punto. Tu l'hai fatta mai la pipì nel mare? Io mai. non ci credo. Io tenevo il secchiello fuori, facevo la pipì, lo portavo a casa. Non ho mai fatto la pipì nel mare, perché io sono uno... E ti faccio i miei complimenti, che te ne devo dire. Io oggi non parcheggiate, che volete parcheggiare vicino alla Santa Lucia. Cercate di parcheggiare molto prima perché oggi starà il bordello. Non venite a uccidere a me, oppure fate gli Io segni. mo la lascio là, non la prendo più la macchina. Io la macchina la prendo solo per il buongiorno. Se mi volete credere, mi credete. Se non c'è da fare niente, ce l'hai pigliare a fianco. Salutiamo Vicky, buongiorno. Beh, salutiamo, buon mercoledì. Allora, ricapitoliamo tutti. Sì. Mercoledì 13 dicembre 2027, Santa Lucia. Il Pordenone è tornato a casa, soddisfatto, ma è tornato a casa. Ecco. Tutti i gufi della Juve sono soddisfatti, ma Dai, non fare così, che siete stati ridicoli, dai, voi sta a parlare poi, un bel capello poi. viviamo sereni, tutti a Kiev, Sì. quest'anno. Ma come avete Ecco il nostro stadio di Kiev, guarda, Kiev, non stiamo questa veramente ferrato commercio. No, vai contro sì. No, no. A Kiev, Facciamo in veramente a diretta. Kiev. Cosa che stanno? No. Allora, è venuto un po' Buongiorno, adesso questa persona educata. Buongiorno a tutti. Questa è una persona educata che si chiama Eustachio Porrica. Tu sei garbato, Eustachio. Quindi l'oggetto nuovo dei nostri buongiorni si chiamerà Buongiorno Cosa Pubblica. La cosa pubblica da mia Vest e di tutti quanti noi. bravo. E da Barletta a Vest, E dalle Lourdes. e ma Frank, Ciao! The Gate, voglio, ungles. Scusa, è italiano, povero. Vabbè, si assesi. Ciao! Ciao.